3.500 cantieri aperti, pubblici e privati, un mercato da $500 miliardi. Vale molto il settore edilizio in questo momento, solo in provincia di Padova, un settore spumeggiante fino a qualche settimana fa che si trova a fare i conti con le conseguenze di un rialzo di prezzi e materie prime che così definisce il presidente di ANCE Padova, Alessandro Gerotto. Devastante, perché abbiamo Covid, inflazione, guerra, carenza di materiale e sanzioni. Cioè il nostro coraggio dell'imprenditore è praticamente messo al palo. Siamo come dei sub, siamo sott'acqua, su non possiamo salire velocemente perché sennò rischiamo l'embolia e abbiamo finito l'ossigeno perché stiamo lavorando sotto costo. Giù dobbiamo restarci perché abbiamo i costi che continuano a girare e sono pazzeschi e sono saliti di circa il 30%. Molti cantieri pronti ad aprire, con contratti firmati e prezzi bloccati. A Padova stanno per partire i lavori della nuova pediatria e del SIR 3, solo per parlare di appalti pubblici. Tutto si scontra con costi lievitati in modo pauroso. Abbiamo il ferro che è arrivato al 260%, quindi se prima spendevo 0,50 per il tondino classico di acciaio, adesso vado a spendere quasi 2 euro, perché dopo bisogna anche metterlo in opera il ferro. Nel frattempo sono cresciuti anche la manodopera, è cresciuta tutto quanto l'indotto, il cemento, tutte quante quelle lavorazioni che prima effettivamente magari costavano poco e poi la manodopera è introvabile. Continuano i vertici tra i costruttori edili con confronti a vari livelli, da quello regionale a quello nazionale. Le aziende chiedono al governo un'azione forte nei confronti di questo mare in tempesta, dettato, temono, da un'ondata speculativa. Non è possibile che ci sia stata un repentino aumento senza controllo. Sappiamo che ci sono dei fenomeni di questo tipo. È negli occhi di tutti che ci sia stato un balzo così veloce dell'aumento del gasolio, a noi veramente comincia a venire qualche punto di domanda. La stessa cosa è successo con l'acciaio.